Attore, ha lavorato per 30 anni nella medicina d'emergenza, d'urgenza, con la sua esperienza ha sviluppato un suo proprio metodo terapeutico che ultimamente sta facendo molto parlare, è la dottoressa Gabriella Mereu. Siccome la mia conferenza è recitata in parte, allora devo essere notata, quindi mi alzo in piedi. Dunque, nella mia terapia, come ha detto il professor Spano, la realtà la crea l'operatore. Quindi, nella mia terapia, io il paziente non lo considero malato e voglio che neanche il paziente si consideri malato. Quindi questo è il primo passo perché il paziente possa guarire anche immediatamente, come di fatto succede. Il fatto che io abbia fatto, tra virgolette, molti miracoli, abbia eseguito molti miracoli, è stato oggetto di ridicolizzazione da parte dei mass media, ma di fatto questi miracoli sono avvenuti in 15 anni e continuano ad avvenire. Li potete vedere nei video su YouTube e andate nella pagina di Amiconi di Gabriella Mereu, che è una pagina ridicolizzante dei studenti di medicina di Genova, che da quando gli ho fatto vedere su testimonianze di guarigione, gli ho fatto un seminario l'anno scorso, non mi sopportano più perché gli ho messo il tarlo che tutto quello che stanno studiando siano delle grandi fesserie. Quindi mi stanno perseguitando, poveri ragazzi. Me avessero avvertito a me come io sto avvertendo a loro, sarebbe stato meglio. Io me ne sono accorta che c'era qualcosa che non andava alla fine dell'università. La tappa della mia ricerca è incominciata, la motivazione è incominciata a 11 anni, quando è morta mia sorellina in seguito al vaccino della poliomelite. La mia ricerca invece intellettuale, se così vogliamo chiamarla, è iniziata a 13 anni, quando ho letto il linguaggio dell'Es di Grodek, che era amico di Freud, che diceva che esisteva un personaggio dentro la persona che procurava la malattia perché aveva bisogno di parlare, di esprimersi. Poi è proceduta con la mia triste laurea in medicina e poi ancora con lo studio della grafologia, dove senza saperlo imparavo il linguaggio collettivo di Jung, perché interpreto il carattere dalla grafia secondo dei segni grafici che non sono altro che dei segni degli archetipi, che allora non sapevo e l'ho saputo poi quando mi sono diplomata nella scuola di grafologia di Urbino. Poi mi sono diplomata nella scuola di medicina olistica quadriennale di Urbino e là ho imparato a fare l'omeopata unicista. Dopo 10 anni mi sono stufata perché non avevo i risultati che volevo avere, però mi è servito per un'ulteriore ricerca. Sono passata alla terapia verbale perché mi sono accorta che se l'omeopatia era il rimedio omeopatico era un'informazione, gliela potevo dare anche verbalmente. Se il malato era malato della propria personalità, perché ogni rimedio omeopatico è una personalità, cioè uno stronzo praticamente, che si ammala per i suoi schemi, io potevo fargli scimmiottarlo, già scimmiottandolo facendo una terapia omeopatica e dandogli un'informazione diretta, poteva guarire, infatti guariva. La mia ricerca è incominciata al Poetto, a Cagliari. Passeggiavo al Poetto perché cercavo pazienti e volevo vedere al Poetto la variabile della guarigione all'aria aperta, in mezzo alla natura, e ho notato che al Poetto guarivano di più. Quindi allora era una stretta striscia di sabbia dove le famiglie erano costrette, perché il mare si era mangiato quasi tutta la sabbia, poi è stata aumentata di 6 volte, purtroppo, perché hanno portato la sabbia grigia, terribile, che ha tolto le trasparenze da piscina del mio Poetto. E quindi quando sentivo qualcuno che soffriva di allergia, dolore, dicevo: cosa c'hai? Dimmelo con le tue parole, glielo traducevo e spesso guariva immediatamente. E poi è continuata con una ricerca con un mio collega, un neurologo, perché per 3 anni l'ho seguito a Napoli, a Roma, a Oristano e a Sassari,
E quando lui non riusciva, era anche osteopata, quando lui non riusciva a curare le persone, diceva: digli qualcosa, Gabriella. Allora lo guardavo, gli dicevo: cosa hai detto della tua patologia, dei tuoi sintomi? Dimmelo con le tue parole. Avevo scoperto praticamente che nelle stesse parole del paziente è espresso quello che diceva del linguaggio dell'ES Grodek, cioè la motivazione che l'aveva portato alla patologia. E la motivazione stava nel contesto della sua personalità e nel contesto del suo vissuto. Quindi esaminando il paziente in maniera olistica, secondo l'espressione, la mimica, l'espressione del linguaggio, il modo di vestire, la grafia, io avevo tutto il paziente nell'insieme, gli rispondevo e spesso guariva immediatamente. Per me una volta era una cosa stupenda. E l'ho dimostrato tante volte anche durante le conferenze, infatti fra poco vi farò venire, vi farò vedere come faccio. I temi che fanno ammalare sono i temi inerenti alla trappola del sistema, sono i temi della oppressione, della mancanza di sesso, del troppo lavoro, i problemi della trappola delle famiglie, con la trappola delle relazioni fra madre che mette i sensi di colpa, padre assente, padre ipercritico, troppo autoritario, il tema inerente alla trappola del matrimonio, con la presenza di una madre, un uomo incatenato con bisogni sessuali, bisogno di avere l'harem, incatenato però in un matrimonio con una sola persona, monogamico. Poi la trappola della donna sacrificata, che spesso del suo sacrificio ne fa una carriera, perché la donna sacrificata spesso è quella che non vuole guarire, perché altrimenti non sarebbe uguale a quella Madonna delle Sette Spade che c'è in varie chiese. La più brutta è quella in una chiesa di Pescara. Quelle sono donne che non riescono a guarire perché per loro essere in quello stato equivale al potere. E poi un esercito di ipocondriaci che io riconosco ormai, perché conosco la personalità dell'ipocondriaco, voglio fare una pubblicazione su questo, che però non mi frega, perché se lui non guarisce è sempre colpa sua, cioè non vuole guarire. Allora, malati venite, malati venite che vi visito, non venite quelli che sono già arrivati la volta scorsa a Vittorio Veneto, ne voglio nuovi, con sintomi non depressi, tanto i depressi non ci credo. Quindi avevo una maniera originale di trattare il depresso 15 anni fa con il professor Van Emmert. Lei è depresso, mi dica perché è depresso. Ascoltavo la ragione per cui era depresso. La ragione di solito mi portava a pensare che dovevo essere più depressa io di lui. Allora dicevo: sa perché è depresso lei? Perché? Perché è stronzo. E così parlavo con la sua parte profonda e spesso il depresso rideva. E se rideva non era più depresso. Allora, mi dica, qual è il suo problema? Da giovedì scorso... Ascoltatelo, perché è poesia. È poesia, è linguaggio collettivo, è l'espressione di qualcosa che gli è successo nella sua vita, è l'espressione di qualcosa che è successo da molto tempo, o può essere l'espressione di qualcosa che è successo a suo padre, o qualcosa che è successo a suo fratello, ma se lo becca lui. Ci sono molte varianti. Quale ha detto? Allora, da giovedì scorso ho il braccio e una parte della mano